Giovanni, capitolo 6, leggeremo dal verso 1 al verso 13. Possiamo, se scrivete il verso, mettete anche questo titolo: Poco, tanto, non troppo. Il Signore benedica la sua parola nei nostri cuori. Dopo queste cose Gesù se ne andò all'altra riva del mare di Galilea, cioè il mare di Tiberiade. Una gran folla lo seguiva, perché vedeva i miracoli che egli faceva sugli infermi. Ma Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Or la Pasqua, la festa dei Giudei, era vicina. Gesù dunque, alzati gli occhi e vedendo che una gran folla veniva verso di lui, disse a Filippo: «Dove compreremo del pane perché questa gente abbia da mangiare?» Diceva così per metterlo alla prova, perché sapeva bene quello che stava per fare. Filippo gli rispose: 200 denari di pane non bastano perché ciascuno ne riceva un pezzetto. Uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro, gli disse: «C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci. Ma che cosa sono per tanta gente?» Gesù disse: «Fateli sedere». C'era molta erba in quel luogo. La gente dunque si sedette ed erano circa 5.000 uomini. Gesù quindi prese i pani e dopo aver reso grazie li distribuì alla gente seduta. Lo stesso fece dei pesci quanti ne vollero. Quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché niente si perda». Essi quindi li raccolsero e riempirono 12 ceste di pezzi che di quei 5 pani d'orzo erano avanzati a quelli che avevano mangiati. La gente dunque, avendo visto il miracolo che Gesù aveva fatto, disse: «Questi è certo il profeta che deve venire nel mondo». Gesù quindi, sapendo che stavano per venire a rapirlo, per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte tutto solo. Signore, parla al nostro cuore di quello che tu vuoi fare nella nostra vita, perché vogliamo tornare a casa allegri, Signore, certi in te, oh Signore, confidando in colui che può cose che noi non possiamo neanche immaginare. Signore, mentre siamo davanti alla tua parola, tu crea la fede, rendila perfetta nel nostro cuore, perché vogliamo realizzarti come un Dio vivente e vero. Signore, aiuta me a condividere con i miei fratelli quello che hai messo nel mio cuore. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Potete accomodarvi, fratelli. Un brano che abbiamo letto tante volte, meditato, e ci ha edificato, e ogni aspetto evidenziato dagli evangelisti è profondo. C'è una situazione di contrasto che dà il via un po' al dibattito tra i discepoli e Gesù. I discepoli erano stanchi. Gesù questo lo notò, perché fu Gesù a invitarli ad andare in disparte. Fu Gesù a incoraggiarli a prendersi un po' di riposo. Erano stanchi. E quando videro che non c'era tregua per loro, perché addirittura ci narrano i Vangeli che Gesù voleva andare in un posto isolato e per andarci veloce ed evitare la folla era salito su una barca e voleva tagliare il lago e arrivare dall'altra parte, ma la gente, sapendo che c'era colui che faceva i miracoli, iniziò a seguirlo da terra e non lentamente, comprendiamo, perché non erano uomini giovani che correvano da soli, ma erano famiglie intere. E questi iniziarono a andare dietro a questa barca con una certa velocità per raggiungere Gesù. E i discepoli compresero che questa folla non dava tregua. E quindi questi discepoli
erano stanchi, erano anche sfidati da Gesù in un certo modo, perché Gesù non si stanca. Seppur Gesù in termini umani ebbe un corpo che si stancava, ebbe fame, ebbe sete, ma noi vediamo che ogni volta che Gesù ha davanti le folle, ha davanti le anime che deve salvare, è come se gli ritornassero le forze. Vi ricordate quando si fermò al pozzo della Samaritana e i discepoli erano andati a prendere da mangiare, ma quando tornarono da Gesù e lo videro in dialogo con quella donna e gli dissero: Signore, ti ha dato da mangiare, hai già mangiato? Il Signore disse: il mio cibo è fare la volontà del Padre mio. Aveva dimenticato che aveva fame perché stava parlando a quella donna. E quando Gesù, che forse umanamente anche lui era stanco, i discepoli erano stanchi, questa comitiva era stanca, vide però le folle, Gesù si dimenticò della sua stanchezza. E quando si trovarono davanti migliaia di persone, perché Giovanni ci dice 5.000 uomini, ma Matteo è preciso nello specificare senza contare le donne e i bambini, quindi migliaia di persone, Gesù dimentica di essere stanco e dice: io non voglio che questi tornino a casa senza mangiare, non voglio che vengano meno nel tragitto, voglio dare loro da mangiare. Questo è un po' quello che lui dirà nella seconda moltiplicazione dei pani. Ma anche qui il Signore dice: non voglio mandarli indietro, non voglio mandarli nei villaggi, diamo loro noi da mangiare. Anzi, dice ai discepoli: date loro voi da mangiare. Ma i discepoli erano stanchi e noi lo comprendiamo perché propongono a Gesù, e lo dobbiamo leggere così, fratelli. Sono loro che propongono a Gesù: Signore, qui si fa tardi, sta diventando buio, aggiungo io, ma è chiaro nel testo, e noi siamo stanchi, mandali nei villaggi, mandali nelle campagne, mandali via a cercarsi da mangiare, così pure noi ci riposiamo. E il Signore dice: no, pensiamoci noi. E i discepoli stanchi, che vogliono tagliare corto, che vogliono togliersi di torno questa gente, se la ritrovano proprio davanti e si ritrovano loro responsabili. E non soltanto sono stanchi, ma sono davanti a un problema molto grande. E tutto quello che sono riusciti a trovare, permettetemi, trovarono 5 pani e 2 pesci perché erano stanchi. Perché voi volete che in 5.000 persone qualcuno non avesse una caramella in tasca, oltre a quel ragazzino? Ma furono spicci, no? Andarono a cercare, non impiegarono ore, avevano fretta di dire al Signore che non c'era niente, che quindi non c'era soluzione, e trovarono un ragazzino. C'è qui un ragazzo. Quindi non stiamo parlando di un'indagine di giorni approfondita, probabilmente per cercare di intervistare 5.000 persone, 10.000 persone non bastavano pochi minuti, erano stanchi, trovarono una soluzione di comodo, trovarono la prima cosa proprio per dire al Signore: Signore, noi ci abbiamo provato, tu non ci puoi dire nulla, nessuno ci può accusare che siamo stati in malafede, tu ci hai chiesto di provvedere, noi abbiamo visto e c'è qui un ragazzo con 5 pani e 2 pesci. Signore, mentre loro già si sfregavano le mani, dicevano: beh, Signore, con 5 pani e 2 pesci ci darà ragione e ora ci riposiamo, ragazzi, ci riposiamo. E il Signore dice: bene, fateli sedere. Quindi non solo stanchi, ma davanti a un problema umanamente irrisolvibile. Avevano poco per rispondere a tanto. E non è così tante volte per noi, che abbiamo dei problemi che sono come una folla di 10.000 persone che ci chiede aiuto.
e quello che noi abbiamo è poco, poco, poco per tanto, poco per troppo, poco per problemi troppo grandi. Ma se noi vogliamo vedere l'opera di Dio nella nostra vita, noi dobbiamo essere coinvolti. Dobbiamo essere coinvolti. E dobbiamo essere coinvolti con quello che noi possiamo portare al Signore. Dio è buono. Il sentimento dei discepoli l'abbiamo capito non perché erano malvagi, ma perché erano stanchi. E quante volte siamo noi stanchi? Stanchi di combattere, stanchi di andare avanti, stanchi di dover pensare a come risolvere dei problemi che tanto non si risolvono mai. E allora diciamo, Signore, non è questa la soluzione. Quello che ho non è sufficiente, quello che ho non servirà, tanto vale non impegnarci, tanto vale non essere coinvolti, tanto vale non crederci. Tanto questo poco, che cosa risolverà di questo problema? Ma se noi vogliamo vedere il Signore fare cose grandi, noi dobbiamo mettere da parte questi ragionamenti che sono umani, logicamente corretti, ma che non funzionano nel regno di Dio, perché le logiche del regno di Dio sono diverse. Noi dobbiamo dare quel poco, quello che ci sembra poco, dobbiamo metterlo nelle mani del Signore. Amen. E se c'è qualcuno che dice, ecco un'altra predica sulla fede, con me non funzionerà, perché la mia situazione non cambierà mai, io vi voglio far notare che siamo davanti al miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. E io sfido chiunque di noi, col più grande dei problemi, se potessimo fare una classifica tra i nostri problemi, qui questa mattina, in questo luogo, sfido chiunque di noi a mettere questo problema con quel problema. 10.000, 12.000, 15.000 persone, 5 panini, 2 pesci, con la richiesta di sfamare tutti. È più grande il nostro problema o quello? Quello è stato risolto. Quindi se c'è qualcuno questa mattina che dice la mia storia non cambierà, la mia situazione non cambierà, vi voglio far notare che siamo davanti alla moltiplicazione dei pani ed è avvenuta. Ma noi dobbiamo mettere quel poco nelle mani del Signore e non dire mai che è inutile, che è tutto inutile, che non ce la faremo. Perché nel momento in cui noi quel poco che abbiamo lo mettiamo nelle mani del Signore, diventa una questione del Signore. Non siamo più autorizzati a dire noi non ce la faremo, perché noi in mano non abbiamo più nulla, ma l'abbiamo dato al Signore. E allora la domanda deve cambiare, dire, ma il Signore ce la farà? E vale per ogni tipo di problema. Abbiamo pregato venerdì per dei problemi familiari. Fratelli, la famiglia è un progetto di Dio, un uomo e una donna che si uniscono e vivono insieme alla gloria di Dio e allevano i loro figli alla gloria di Dio. Questo è un progetto di Dio. La Chiesa non è autorizzata a dire che ci sono altri modelli, e non vi parlo dei modelli del mondo, ma vi parlo di la possibilità di dividersi, la possibilità di ricostruirsi altre famiglie, perché la famiglia funziona nelle mani di Dio. E quelli che dicono la mia famiglia non cambierà, si stanno dimenticando che siamo davanti alla moltiplicazione dei pani, che Dio fa ciò che noi non possiamo fare. Ma i problemi più piccoli, ancora di più. Leggevo un articolo di una ragazza, una poco più che adolescente, che si è tolta la vita negli scorsi giorni per le pressioni di un corso di studi che l'ha travolta e lei non pensava che fosse così difficile. Questo tipo di fragilità che addolorano il nostro cuore.
trovano in Gesù una risorsa. E anche i nostri ragazzi che vanno a scuola e a volte si abbattono, iniziano a credere che non ce la possono fare. E iniziano a chiedere: ma che cos'è quello che ho per così tanta gente, per così tanta difficoltà, per così tanti problemi? Lascia quel poco che hai nelle mani del Signore. Non credere alle seduzioni dell'avversario che vuole convincere il nostro cuore perché mandiamo via le persone, perché siamo stanchi, perché non riusciamo noi a risolvere i nostri problemi, perché non siamo capaci di dare una soluzione e ci vuole convincere a tagliar corto, ad arrenderci, a rendere tutto inutile. Non crediamo a queste seduzioni, perché Gesù è con noi. E quando noi diciamo: che cosa sono queste poche cose per tanta gente? Diciamolo a Gesù questa mattina. Non entriamo nella stanza del nostro sconforto e dicendolo a noi stessi nello specchio: che cosa sono io? Non valgo nulla, la mia situazione non cambierà, i problemi sono troppi, si sono accumulati tutti davanti a me in un momento in cui non dovevo aver problemi perché sono già stanco di mio. Non andiamo in quella stanza della desolazione a parlare a noi stessi, ma andiamo con fede a Gesù e diciamo al Signore: Signore, i problemi sono tanti, io sono stanco, sto venendo meno, non ho voglia, vorrei che ci fossero altre soluzioni. Che cosa sono queste poche cose davanti a tanta gente? Diciamolo a Gesù, perché se lo diremo a Gesù, Gesù risponderà: fateli sedere. Non ci asseconderà negli argomenti della sconfitta, negli argomenti del disfattismo, negli argomenti della delusione, negli argomenti di una vita in perdita. Non ci asseconderà il Signore, perché noi abbiamo comunione col Dio vivente. Noi possiamo chiamare Padre colui che sostiene l'universo. Questi argomenti non entrano nella casa di Dio. Quando noi diremo: Signore, che cosa sono io? Il Signore dirà: fai sedere questa gente davanti, perché adesso inizio io. Amen. Quando di ritorno dall'esilio i giudei iniziarono a ricostruire il Tempio, non avevano tante risorse. Non vivevano neanche nell'epoca di Salomone. Il Tempio di Salomone era qualcosa di straordinario. Iniziarono a costruire il Tempio con quello che avevano. Non avevano l'intelligenza di Salomone, non avevano la maestria, non avevano le risorse, non avevano il materiale, non avevano gli uomini. Tornavano da un esilio, erano tutti logori, feriti dentro, erano disorientati, non avevano un'identità come nazione, ma avevano in cuore, e Dio gliel'aveva concesso, di ricostruire il Tempio, e lo ricostruirono. Tra di loro c'erano degli anziani. Purtroppo, fratelli più avanti nell'età, non me ne vogliate, è una tendenza di chi va avanti negli anni a dire: era meglio prima, il tempo presente è un tempo morto. E videro il nuovo Tempio. Loro avevano visto il precedente, quello che era stato distrutto, e dissero: questo Tempio qui non ha niente a che fare con quello che c'era prima. Questo è piccolo, questo non ha oro, questo non vale nulla. Io ho visto quando ero giovane, mio padre mi portava nel Tempio dove si offrivano i sacrifici, c'era lo splendore, c'era la gloria. Ho visto un Tempio maggiore, questo non è come quello di quando ero giovane io. Ma il Signore ode tutte le nostre parole. Erano scoraggiati questi anziani. E in Ageo il Signore parla e dice: chi c'è ancora tra di voi che abbia visto questa casa nel suo primo splendore? E come la vedete adesso? Così com'è, non è forse come un nulla ai vostri occhi?
Ma il Signore dice: mio è l'argento e mio è l'oro. La gloria di questa casa sarà più grande di quella della casa precedente. Dice il Signore degli eserciti: in questo luogo io darò la pace, dice il Signore degli eserciti. Dio stava promettendo la sua presenza anche in quel luogo e loro dovevano essere incoraggiati a credere che se anche sembrava poca cosa, Dio l'avrebbe fatta diventare grande cosa. Tanto è vero che il grande tempio di Salomone, che vide tutti i re passare uno dopo l'altro, fu un tempio che vide guerre continue fino alla deportazione. Ma Dio promise nel tempio più piccolo quello che era mancato per secoli, la pace, che è il tesoro e il valore più grande. Fratelli, il poco che abbiamo, mettiamolo nelle mani del Signore. Amen. Perché nelle mani del Signore il poco diventa tanto. Amen. Nei 4 racconti di questo miracolo, più anche i racconti della seconda moltiplicazione, se li leggete, voi noterete sempre 2 espressioni. Tutti. Tutti mangiarono, tutti. Uno dice: ma di 10.000, di 12.000, forse qualcuno non ce l'ha fatta, forse quei discepoli che erano stanchi e volevano sbrigarsi hanno fatto in fretta. Tutti mangiarono, nessuno escluso. E di più, è scritto che tutti si saziarono. Quando ci sono tante persone e poche risorse, si cerca di soddisfare tutti e per farlo bisogna razionare. Abbiamo questo, dividiamolo. Se fossimo in 2 o 3 ci faremmo una grande mangiata, ma poiché siamo in tanti dobbiamo dividere, allora facciamone un po' per ciascuno in modo che tutti ne abbiano un po'. Invece c'è scritto che tutti furono saziati e ognuno di noi, grazie a Dio, sa che cos'è la sazietà, che non è semplicemente mangiare qualcosa, non è semplicemente togliere il morso della fame quando è tante ore che non mangi, ma essere sazio, dire basta, non ne voglio più. Tutti mangiarono, tutti furono saziati. E Giovanni aggiunge, riguardo ai pesci, uno potrebbe dire il pane è il cibo della sostanza. Se anche non ci sono i pesci, ma mangi il pane, va bene, ti sazi se hai fame. Ma ci furono anche i pesci e furono moltiplicati. Giovanni dice: lo stesso fece dei pesci quanti ne vollero. Ora non mi considerate blasfemo, ma abbiamo qui il primo all you can eat della storia. Tradotto, avete presente quei ristoranti dove tu paghi una quota fissa e mangi finché ce la fai? Che per me ci guadagna il ristorante perché pago 15 e mangio per 7 euro, ma quando questi qui li portate lì, quando da lontano i ristoratori vedono i nostri adolescenti che arrivano lì come un gruppo di locuste che stanno per invadere un raccolto perché c'è lo you can eat, lì i ristoratori iniziano a temere la perdita perché pagano 15 e mangiano per 200 euro. È scritto che riguardo ai pesci il Signore li presentò al Padre, li distribuì ed ebbero tutti pesci quanti ne vollero. Vuol dire che se qualcuno ne voleva di più, perché gli andava? Perché era adolescente. Ebbe i pesci che voleva. Quanti ne vollero, c'è scritto.
E quindi voi comprendete che questo miracolo è straordinario nella risposta di Dio, perché tutti mangiarono, tutti furono sazi e tutti ne ebbero secondo il loro bisogno e il loro desiderio. Che vuol dire che io mangio per 10, qualcuno mangia per 50, tutti furono soddisfatti secondo il bisogno e il desiderio. Dio risponde in modo personale. Noi non ci accontenteremo mai di quello che ci dà il Signore dicendo, vabbè, il Signore ha risposto, me lo faccio andare bene. No, quando il Signore risponde, risponde in modo perfetto, risponde per noi, verso di noi, in modo personale, in modo diretto, in modo preciso, secondo il mio bisogno e il vostro bisogno. Nessuno mi dirà mai del Signore, il Signore ha distribuito qualcosa e noi ce lo siamo fatti andare bene. No, quando Dio risponde, risponde perfettamente. E nessuno dirà mai, ma c'erano tanti problemi, non ho osato dire al Signore, Signore, io avrei ancora un languorino. Ma no, perché c'è tanto bisogno, guarda quel bambino che piange, guarda quell'anziano che ha la stampella, guarda quella famiglia, quanti sono numerosi, io mi faccio accontentare mezzo pezzo di pane. No, tutti ne ebbero quanti ne vollero, perché è tanto quello che fa il Signore. Quando noi siamo coinvolti, Lui risponde meravigliosamente. Il Signore risponde ai nostri problemi, il Signore risponde al nostro grido. Noi possiamo andare a Lui con fiducia ed Egli risponderà. Alleluia. Quanti si fanno bastare qualcosa che non è ancora esaudimento, non comprendono che quando il Signore dice fateli sedere, noi dobbiamo aspettarci la gloria. Amen. La gloria. Il popolo di Dio è il popolo del Re dei Re, del Signore dei Signori, del Creatore. I figli di Dio non si fanno bastare le cose, perché quando Dio interviene dà tutto pienamente. All'epistola ai Colossesi è Paolo che lo ricorda ai credenti che si stavano facendo ingannare da surrogati della fede, da cose che sembravano trionfanti e non valevano nulla ed erano così storditi da cose, da discorsi, da idee, gli elementi del mondo, i principi, le tradizioni degli uomini, le soluzioni degli uomini, per provare a toccare la gloria. Ma che? Dice Paolo ai Colossesi, in Lui, in Cristo, abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. E voi avete tutto pienamente in Lui, che è il capo di ogni principato e di ogni potenza. Dove stai cercando la soluzione dei tuoi problemi? Dove stai cercando la pienezza e l'abbondanza della tua vita? Dove stai cercando di far solleticare le tue orecchie e far vibrare il tuo cuore? Cristo è qui. E se tu gli dai il poco, che ti sembra poco, egli inizierà a moltiplicarlo, perché tu ne abbia non un qualcosa, non un po', ma tutto, perché tu sia sazio e che tu abbia gioia. Ne vuoi un po' di più? Te la senti di mangiare un po' di più? Vuoi anche dei pesci? Dio te li darà. Quanti ne vorrai? Perché la tua gioia sia completa. Sia benedetto il nome del Signore. Questo è vivere in Cristo. Fateli sedere, ci penso io. E quel poco divenne pienamente sufficiente. Ma voi leggete anche non troppo. Avete mai pensato alle rimanenze? 12 ceste di pani e ci viene detto dagli altri evangelisti anche di pesci e 7 panieri nell'altra moltiplicazione. E uno potrebbe dire, ma se il Signore
è l'Onnipotente. Sei stato capace di moltiplicare il pane secondo il bisogno di quella folla? Qui qualcosa non quadra. Questo miracolo è andato fuori controllo. Il Signore ha iniziato a moltiplicare senza sapere e ha moltiplicato e alla fine è andato di più di quello che c'era bisogno. E c'è stato spreco, perché tutti mangiarono, tutti furono saziati, ma ne avanzò, ma non un po', 12 ceste, 7 panieri. Qualcosa è andato fuori controllo. Ma sono le parole di Gesù che noi leggiamo in Giovanni, che ci fanno capire che non c'è nulla fuori controllo. Perché quando furono saziati, spero di non essere stato io a far piangere Viola, credo. Quando furono saziati, Gesù disse ai discepoli: raccogliete i pezzi avanzati perché niente si perda. Dio non spreca. Le cose del Signore non sono mai in spreco o superflue. Questo vale anche per la parola, fratelli. Chi si prende la briga di non rispettare tutta la parola di Dio perché dice che non è più per noi, si ricordi che tutto quello che Dio ha rivelato a noi non è superfluo, è per noi. E uno potrebbe dire: ma il Signore, qui c'è stato uno spreco, noi non siamo per gli sprechi, neanche il Signore è per gli sprechi. Perché avanzarono? Per 2 motivi. Il primo è perché quando il Signore opera nella nostra vita, Lui non lo fa soltanto per noi. Quello che Lui produce nella nostra vita servirà agli altri. Quelle ceste che hanno raccolto, le hanno raccolte mica per tenerle lì, perché sarebbero state mangiate ancora. Non si doveva sprecare nulla. Tant'è vero che molti studiosi leggono in queste 12 ceste le 12 tribù di Israele, il fatto che il Signore voleva raggiungere tutti, no? Ma per noi è questo: quando il Signore opera, Egli ci dice che quello che ha fatto in noi lo dobbiamo portare agli altri. Nessuno pensi che il Signore risolve i nostri problemi per tirarci fuori dai guai e farci vivere una vita tranquilla. No, il Signore vuole fare di più. Attraverso quello che ha operato in noi dobbiamo arrivare agli altri per soddisfare i bisogni di chi sta gridando a Dio, e forse in un altro momento. E noi possiamo andare a dire: il pane con cui io sono stato saziato è questo, mangialo, ce n'è anche per te. Benedetto sia il nome del Signore. Perché coincide con il sentimento dei discepoli dell'inizio, che volevano pensare solo a loro, erano stanchi, la loro vita, la loro casa, la loro famiglia, le loro occupazioni. No, fateli sedere. Dovete voi occuparvi di loro e dovete andare oltre, perché è avanzato pane e avanzato pesce da portare a chi sta gridando. Amen. E se questa mattina il Signore ci farà vedere la sua gloria, ricordiamoci che questa gloria dovrà raggiungere altri. Amen. Dovrà raggiungere altri. Ma c'è un secondo motivo per cui ci fu più di quello che era necessario. Perché quando i discepoli andarono a Gesù, gli dissero: c'è qui un ragazzo che ha 5 pani e 2 pesci, ma che cosa sono per tanta gente? E allora, quando raccolsero 12 ceste di pane, loro compresero che i nostri problemi possono essere enormi. Dio è sempre superiore. Sempre. Dio ha sempre risorse più grandi dei nostri problemi. E quando tu hai una montagna, Lui mostra che è sopra la montagna. Quando tu sprofondi negli abissi, quando arrivi in fondo, scopri che Lui è lì in fondo ed ti sta aspettando. Quando tu conti i tuoi problemi e dici che sono
di più delle tue forze. Il Signore ha risorse che sono di più delle tue forze, dei tuoi problemi, ed fa sempre di più. E tu non puoi fare un passo in avanti senza trovare il Signore più avanti di te. E tu non puoi salire in alto senza trovare il Signore più in alto di te. E tu non puoi contare innumerevoli cose senza vedere che il Signore ha di più. E allora i discepoli che avevano detto: abbiamo troppo poco per tanto problema, alla fine dovettero concludere: qui abbiamo molte più risorse del bisogno che ci è stato chiesto. Dio sovrabbonda. Dio è più grande. Amen. Egli fa al di là. E quando Egli provvede, ci insegna Paolo ai Corinzi, quando abbonda, Egli lo fa perché noi, come dicevo prima, possiamo comprendere che non dobbiamo temere nulla e allora possiamo credere che il Signore ci manda a servirlo. Quando Gesù prese i discepoli disse: andate, ma non portatevi bagaglio, non vi portate la tunica di ricambio, non vi portate qualcosa per sopravvivere, non vi preoccupate, perché vi sarà provveduto. Ma voi andate, io faccio di più di quello che voi avete bisogno. E allora Paolo dice, quando insegna riguardo alla liberalità, alla generosità, alle offerte, dice: guardate che il Signore è più ricco di voi. E guardate che quando voi vi arricchite e stringete le mani e accorciate le braccia, perché temete che le ricchezze che avete non vi basteranno, voi non comprendete che il nostro Dio è superiore ai nostri problemi. Quando avrete un problema anche economico, Dio provvederà splendidamente. E alla fine voi vedrete che se dovevate pagare 100, Dio vi mostrerà che è capace di provvedervi 150, perché a Lui non mancano le risorse. Allora dice Paolo: sappiate che Dio è potente da far abbondare su di voi ogni grazia, affinché non possiate pagarvi le bollette, avendo sempre tutto ciò, tutto quel che vi è necessario, abbondiate in ogni opera buona. Al Signore mi abbonda allora non perché io possa mettermi il gruzzoletto da parte, ma perché io possa andare agli altri. Evidentemente quello che è avanzato, Dio vuole che io lo porti ad altri. Ma poi se non mi basta, se mi privo per gli altri, non ti preoccupare. Quando Dio opera, dimostra sempre che è superiore al nostro problema. Dio abbonda sempre. Questa mattina dobbiamo avere fede in Gesù. Sia chi ha un problema a scuola, un problema con gli amici, un problema con i compiti, le verifiche, gli esami, sia chi ha un problema familiare, sia chi ha un problema lavorativo, sia chi ha un problema personale, che ci sta sfiancando. Noi possiamo andare al Signore con il poco che abbiamo e il poco diventerà tanto, ma il tanto non sarà troppo, perché servirà a portare la gloria di Dio a chi ancora la sta aspettando. Alziamoci in piedi e ringraziamo il Signore.